Volevo ringraziare anche un'altra carissima amica, che è Franca Grimaldi, che con la sua voce splendida, che tanti conoscono, hanno già sentito, gli ho chiesto di recitare una poesia molto cara a me, ma penso che ad alcuni di voi, che si chiama Itaca, a proposito di Kavafis, di un poeta greco, che appena ho conosciuto Antonia, dopo aver parlato del tema della sua mostra, del modo che lei approccia proprio il mondo dell'arte, secondo me è stata scritta per lei, cioè è una poesia fantastica e chiedo a Franca di recitarla. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette in conto. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti, finalmente, e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti di ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. Va in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.